Diagnosi più precoci, immagini più precise e minore esposizione per i pazienti. All'Istituto Oncologico Veneto di Castelfranco Veneto è entrata in funzione una nuova PET-TAC di ultima generazione, destinata a sostituire l'apparecchiatura in uso dal 2013, con benefici particolari per bambini e pazienti più fragili, riducendo i tempi dell'esame e la quantità di radiofarmaco necessaria. È un'apparecchiatura che rafforza la nostra capacità diagnostica, ha alcune caratteristiche per cui si presta in particolar modo per il paziente pediatrico, quindi per i bambini, si presta anche per le persone che per determinati problemi clinici hanno difficoltà nel rimanere immobili durante l'esame. Questo vale per i bambini, questo vale per chi di fatto ha dei problemi clinici in questo senso. È un'apparecchiatura in effetti che si attiva con una dose di radiofarmaco inferiore rispetto alla PET tradizionale. Questa è la motivazione per cui si presta maggiormente per questa tipologia di paziente. L'investimento, interamente sostenuto dallo IOV, è di 2.625.000 euro. Il sistema, dotato anche di moduli di intelligenza artificiale, consente di individuare anche lesioni di pochi millimetri. Si riesce ad effettuare delle diagnosi molto precoci, quindi individuare delle lesioni di pochi millimetri, anche se va detto che qualsiasi alta tecnologia necessita dell'apporto di professionisti. Il professionista quindi praticamente è sempre il vero protagonista nel nostro lavoro. Si tratta di un ulteriore passo in avanti nell'innovazione tecnologica, tassello sempre più centrale per migliorare diagnosi, cure e qualità dell'assistenza sanitaria dell'ospedale. Noi abbiamo avviato un dialogo proprio con la Regione in questo senso, sia perché venga data garanzia con riguardo al mantenimento dello IOV qui a Castelfranco, perché offre professionalità, offre specializzazione, offre un servizio per i cittadini e quindi siamo orgogliosi di questo, ma anche avviato un dialogo per il mantenimento anche della parte generalista dell'ospedale.